A Castagnaro, in provincia di Verona, c'è l'ipotesi di realizzare un impianto a biomasse, o meglio a pollina, una realizzazione che però desta molte preoccupazioni e molti punti interrogativi. Beh, sì, intanto la pollina, come tutti sanno, è lo sterco delle galline e dei tacchini. Allora, a Castagnaro non c'è neanche un allevamento avicolo e lo fanno lì perché dicono che ci sono tanti allevamenti. Beh, lo facciano dove sono gli allevamenti e lo facciano i titolari degli allevamenti, per esempio, per fare il riscaldamento del proprio ambiente, non lo facciano fare ad altri. Poi è un impianto molto potente, è un vero e proprio, lo chiamano termovalorizzatore, quindi un inceneritore. Non ha la possibilità di essere utilizzato in maniera positiva perché è troppo lontano per poter fare il teleriscaldamento, per esempio, perché non ci sono allevamenti, quindi non si può fare il teleriscaldamento e neanche il teleriscaldamento che so di impianti sportivi o di altre cose, quindi non se ne capisce l'utilità. Non so se brucerà solo a pollina o essendo la pollina molto umida occorrerà dopo aggiungere dell'altro materiale. Ci sarà un autotrasporto da tutto il Veneto, forse anche da altre regioni, per cui arriveranno camion da tutto il Veneto e la pollina è polvere di fatto e sappiamo che lo sterco delle galline può avere anche in qualche caso i germi dell'influenza aviaria, della salmonellosi, eccetera. Quindi sì, per carità, ci saranno tutte le garanzie del mondo, ma qualcosa può sempre sfuggire e quindi non c'è la pienissima sicurezza che non ci possano essere infezioni. E non si capisce perché i cittadini di Castagnaro dovrebbero sorbirsi semplicemente perché il sindaco ha sottovalutato questa questione. Si è lasciato scappare, la GSM ha già comprato con preliminare condizionato il terreno, quindi se l'hanno comprato e hanno fatto un progetto, tra l'altro molto voluminoso, spendendo parecchi soldi, qualcuno gli avrà detto vai avanti, vedrai che non c'è problema. Quindi c'è una responsabilità grave su una questione delicatissima e infine teniamo conto che Castagnaro assieme a altri 40 e passa comuni è il consorzio di tutela, è il cuore del consorzio di tutela del cavolo, che una volta era un cibo povero ma oggi viene esportato in tutta Europa ed è molto considerato. Ci sono 300 aziende agricole che vivono grazie a questo prodotto, producono e beh, se c'è un inceneritore attaccato e se le emissioni vanno a cadere sui cavoli, mi dite voi se fra qualche anno non ci sarà qualche problema come c'è stato con la mozzarella in Campania o con qualche altro prodotto. È ovvio che la pubblicità che ne deriverebbe sarebbe molto negativa, devastante, forse è la fine di 300 aziende. Quindi ci sono tutti i motivi per dire di no a un inceneritore che è sbagliato, che non risolve un problema e se proprio questo problema dovesse essere risolto attraverso l'incenerimento della pollina venga fatto con tanti piccoli impianti dove ci sono gli allevamenti avicoli.